La conferenza dei servizi che doveva approvare o bocciare il progetto, che doveva essere convocata a marzo scorso, è stata rimandata per l'ennesima volta e ad ora manca ancora una data di convocazione. La valutazione di impatto ambientale necessaria per l'approvazione o la bocciatura del progetto ancora deve essere fatta e manca ancora, in un silenzio assordante, la presa di parola del Comune di Venezia. Comune di Venezia che però ad oggi, dopo tutto quello che è successo quest'estate, il terremoto che ha stravolto l'amministrazione comunale, non ha più, per quanto ci riguarda, nessuna legittimità. Forti della massiccia manifestazione dello scorso giugno contro gli inceneritori di Eni e Veritas, i comitati e le associazioni sono passati al contrattacco. Abbiamo notificato a tutti gli enti, quindi in primis la Regione, poi i comuni di Venezia, di Mira, l'US, l'ARPA e molti altri, una diffida fatta da dei legali che abbiamo incaricato, quindi una diffida legale, intimando a tutti questi enti di bocciare il progetto, di non approvarlo, perché ormai hanno tutti gli elementi, dopo mesi e mesi di istruttoria, di carte che abbiamo presentato e di anche pareri importanti come quello dell'Istituto Superiore di Sanità e Ricerche che ha fatto il CNR, per valutare questo progetto in maniera negativa, per bocciarlo. Dal comune evidenziano poi tutto tace. Non si è mai occupato direttamente neanche di fronte a una richiesta presentata dalle opposizioni 6 mesi fa, se non sbaglio, di riunirsi, una richiesta formale presentata formalmente e di convocare Eni per discutere del progetto. Con questa diffida i comitati puntano a chiudere definitivamente la partita. Qua c'è a rischio la sanità, la salute pubblica della popolazione che vive intorno a Porto Marghera e c'è un grave rischio ambientale legato a questo progetto e quindi se qualcuno pensa di andare avanti e di approvarlo, con questa diffida sa che si assume una responsabilità grave e che noi non solo faremo i ricorsi, ma procederemo anche per le vie penali. Quindi è ora e tempo che si esprimano, che il presidente Zaia si esprima su questa cosa, dica finalmente di no e chiuda la partita. E apriamo finalmente un ragionamento vero sui rifiuti e anche sui fanghi, a partire da quella che è una vera transizione ecologica e non una falsa transizione ecologica.